La di Consum di Agrigento, per tramite la responsabile provinciale Ilenia Capodici, fa presente che da diversi giorni esiste una copiosa perdita d'acqua all'angolo tra la via Monsignor Ficarra e la via Madonna delle Rocche in Agrigento, come si vede da questo video. Nonostante le diverse segnalazioni fatte dalla di Consum e qualche sporadico intervento da parte dei tecnici della società AICA, purtroppo si assiste puntualmente ogni settimana a un notevole perdita d'acqua che fuoriesce dalla strada senza che a oggi si sia posto un rimedio risolutorio a tale gravosa situazione. La perdita va avanti da parecchi mesi, dichiara la di Consum, causando situazioni di pericolo alla viabilità stradale, essendo la strada molto trafficata non soltanto dagli abitanti del posto, ma anche da tanti studenti e insegnanti che la attraversano per raggiungere scuole e uffici, quindi ad alto rischio di incidenti stradali, oltre al fatto, continua la nota della di Consum, che assiste spesso a dei cedimenti strutturali del manto stradale. Non si comprende perché a oggi il problema della perdita non sia stato risolto. Si parla di emergenza della siccità, di crisi idrica e poi non facciamo nulla per tamponare le innumerevoli perdite d'acqua che insistono nel territorio in termini di costo. Il paradosso tra i paradossi, noi cittadini paghiamo 2 volte l'acqua che riceviamo nelle nostre abitazioni, afferma la di Consum, e l'acqua che invece si perde per strada. Inoltre ricordo a me stessa e non solo che oltre a pagare quei pochi servizi che riceviamo, paghiamo anche per i disservizi che subiamo. Ma di tutto ciò di chi è la colpa? Della politica, delle istituzioni, del management di AICA, che tra l'altro paghiamo profumatamente. Come mai i vertici dell'AICA non incontrano i rappresentanti dell'Associazione dei Consumatori che da tempo con becche e telefonate chiedono di conoscere a che punto siamo? In una società civile è normale che i cittadini non debbano sapere cosa AICA stia facendo per risolvere gli atavici problemi legati alle perdite idriche, alle continue rotture, alle condotte principali, alle sospensioni improvvise dei turni di erogazione dell'acqua, agli allacci abusivi, alle condotte idriche, che a quelle fognarie, al funzionamento dei depuratori, alla potabilità dell'acqua, alla mancata applicazione delle tariffe sociali, per aiutare le famiglie che si trovano in situazioni economiche svantaggiate, all'adeguamento delle utenze da forfettare idrometrica, alla mancata istituzione di una commissione di conciliazione per dirimere le controversie via extragiudiziale, alla creazione di uno sportello in forma utenti che mette il cittadino nelle condizioni di poter ricevere in modo celere quelle informazioni che gli necessitano. Siamo a quasi 3 anni dalla gestione pubblica di un servizio essenziale da parte di una società consortile gestita da sindaci e non abbiamo ancora colto nessuna differenza, purtroppo, rispetto al passato. Questo quanto denunciato dalla responsabile provinciale della di Consum, Ilenia Capodici.